Rieccoci qui, stiamo parlando di gioco d'azzardo, dipendenza, patologia. Abbiamo lasciato il segretario dello SPCGIL del Veneto, ma è entrato in studio Alessandro Rebonato, che è vicepresidente dell'Auser. Abbiamo capito di che cosa si occupa l'Auser, le tante iniziative con la presidente qui presente. Vicepresidente, a lei invece è il ruolo di completarci un po' questa ricerca che avete condotto e presentato anche in un recente convegno per spiegare il lavoro che avete svolto e i dati che ne sono emersi. Leggo un messaggio: vi faccio i miei più sinceri complimenti perché trattate argomenti delicati e che danno fastidio ai poteri forti. Bravi, scrive Antonio. Prego, però i costi sociali, no? Quindi da una parte... Da una parte lo Stato incassa, e abbiamo sentito poco rispetto ai ricavi che hanno i gestori del gioco d'azzardo, e parte di questi incassi che arrivano allo Stato vanno per curare le patologie di quelli che ci sono finiti dentro e che purtroppo fanno fatica ad uscirne. Il problema è che è difficile quantificare i costi, anche perché i mezzi che lo Stato mette a disposizione per curare questo tipo di patologia sono molto pochi. Ecco, giusto per fare un esempio, abbiamo nell'ULS, facciamo un esempio per tutto il Veneto, nell'USL 9 di Legnago abbiamo un settore che si occupa esattamente delle dipendenze e soprattutto delle dipendenze da gioco d'azzardo, e il personale è estremamente esiguo rispetto, cioè voglio dire che per un terzo della provincia di Verona ci sono 3-4 persone che si occupano di questo. Quindi abbiamo uno Stato che spende anche poco, e quindi in effetti non si capisce perché. Certo, il ritorno c'è. Il ritorno è anche grosso, perché le cifre, abbiamo sentito, sono effettivamente grosse. Ecco, lei accennava ai costi sociali. Abbiamo danni fisici, non è bene sottolineare perché forse non danni ben fisici e danni psicologici soprattutto. Suicidi anche. Suicidi, abbiamo tutto quello che comporta una dipendenza. È una dipendenza che è assimilabile alle dipendenze tradizionali, da droghe, da alcol, eccetera, perché quando uno c'è dentro fa di tutto, ovviamente. Non parliamo di quelli che nei bar vanno alle macchinette e si mangiano la pensione, che poi sono sempre i più poveracci, la fascia più debole della popolazione, che si mangiano la pensione, che si mangiano i pochi risparmi che hanno. Ed è esperienza di tutti i giorni, perché quando frequentiamo il bar con le macchinette non ci badiamo, noi stiamo bevendo il caffè o l'aperitivo insieme con altri, ma se c'è un attimo di attenzione scopriamo che non è quello con la Ferrari che arriva a giocare alla macchinette, ma è il pensionato che magari ha una pensione sociale. Ecco, quindi... qua lei ha toccato il pensionato, vediamo che proprio c'è la slide dei giocatori over 65 e poi l'altra sulle donne. Dedichiamo due parole a questi, così le vediamo anche graficamente riportati. Cosa possiamo dire di questi pensionati a cui lei faceva riferimento? Guardi, nell'indagine che abbiamo fatto, i pensionati che hanno interessato l'indagine sono stati la quasi totalità, il 97,7%. Di questi 97 pensionati, la metà va dai 65 anni in poi e l'altra, voglio dire, riguarda quella fascia di pensionati che probabilmente con le leggi precedenti sono andati in pensione anche a 50 anni. Sono pochi ormai, però voglio dire, l'incidenza del gioco nel pensionati incide in maniera spaventosa. È vero che dopo la pandemia e durante la pandemia il fenomeno ha interessato anche i giovani. Certo, i giovani che erano a casa da scuola. Ma proprio perché l'elemento che accomuna tutti, giovani e anziani, è stata la noia, la solitudine e il perdere un ruolo sociale, perché il giovane è isolato. C'è un altro elemento, il tentare la fortuna. Cioè il tentare la fortuna
Ecco, la speranza che può essere speranza di un miglioramento delle condizioni sociali, ma a volte anche, voglio dire, la voglia di fare il colpaccio. La speranza ha interessato come motivazione il 60% del campione. Quindi questa speranza, è verissimo che la solitudine incide, ma la solitudine rispetto alla voglia di tentare il colpaccio ha inciso, sempre nel campione che non è esaustivo, ha inciso per il 20% circa. Certo. E guardi, poi di tutti questi, quelli che si avvicinano al gioco perché, vabbè, vogliono anche provare una roba, passare un momento, sono appena il 10%, cioè quelli che entrano nel gioco e ne escono perché hanno impiegato quella mezz'ora, quell'ora, si sono levati uno sfizio. Sono pochissimi. È come una droga, proprio come droga. Ci provo e poi resti dentro. Le donne, per quel che riguarda le donne, un altro messaggio, bellissima l'immagine del cambiamento dello scenario, molto significativa del degrado della nostra società, sempre più individualista. E sì, effettivamente è un dato di fatto questo. Vediamo un attimo il focus sulle anziane, sulle persone, sulle donne anziane. Che cosa ne emerge, Vicepresidente? Eccolo qua. Qui dice che praticamente le ragioni che spingono al gioco le donne sono a volte leggermente diverse rispetto a quelle che invece sostengono gli uomini. Meglio che vada da Presidente che ha un filo diretto con le donne della nostra situazione. Grazie. Ferma restando la motivazione della voglia di fare il colpaccio, come questo veniva ricordato, però c'è anche tantissimo altro e sulle donne ovviamente pesa di più, le donne sono di più ma quindi anche pesa di più. Allora io vi cito soltanto alcune suggestioni. A volte viene usata come medicina per combattere sentimenti negativi, ansia, depressione, modulatore dell'umore, insomma la possibilità che qualcosa possa cambiare magari nella propria vita. Serve a compensare l'isolamento sociale anche perché purtroppo sempre di più la sindrome del nido vuoto colpisce tutti quanti per ovvi motivi e quindi vi do soltanto dei numeri rapidamente. Solo il 25% degli over 65 si dedica regolarmente al gioco d'azzardo, parliamo di donne, il 16% degli over 65 gioca con cadenza mensile, 6 giocatori su 10 sono abituati a giocare da oltre 10 anni, il 5% dei giocatori over 65 ha iniziato a giocare negli ultimi 12 mesi, perché ovviamente questa fase che abbiamo vissuto ha anche reso più comprensibile questa risposta un po' troppo diffusa secondo noi, quindi per questo noi parliamo di invecchiamento attivo, quindi non solo per fare delle cose per ognuno di noi ma anche e soprattutto per la comunità nella quale siamo inseriti. Certo, questo è molto importante. Prego, potrei aggiungere un dato che è emerso dal questionario e che mi pare estremamente importante. È il dato sulla percezione del gioco come gioco d'azzardo. Sembra un paradosso, eppure una percentuale altissima degli intervistati non considera gioco d'azzardo la tombola e qua probabilmente c'è anche quel retaggio culturale di un gioco. Infatti qua abbiamo l'indagine, vediamo anche la slide. Ecco, ma il tragico è che non si considera gioco d'azzardo il gratta e vinci e le cifre che dimostrano quanti gratta e vinci si comprano nei vari esercizi commerciali sono spaventose. Però viene avvertito come voglio dire, chi ha avuto la possibilità di si rende conto. Esatto, di rendersene conto attraverso i contatti con gli amici conoscenti. Scusi, siccome siamo in chiusura, mettiamo i servizi di dipendenza in Veneto, lo slide con i numeri di riferimento, numeri telefonici dall'USL 1 all'USL 9 e anche le mail eventualmente un attimo in grafica che dobbiamo subito chiudere. Sostanzialmente quindi cosa possiamo dire in chiusura, Vicepresidente? Possiamo dire in chiusura che probabilmente è una battaglia che non riusciremo a vincere contro lo Stato, perché
Ma nei confronti delle famiglie e delle persone nei forse confronti delle combattiamo. famiglie direi di sì, perché è nella come dire, comunicazione, nell'informazione, nella relazione che abbiamo, nel prendere sempre più coscienza che questa è una patologia pericolosissima, certo, che questa mette in crisi le famiglie. Con la conoscenza e l'informazione un po' alla volta ce la facciamo. Deve intervenire anche lo Stato con quella legge a cui faceva accenno il nostro sindacalista prima, con quella legge organica Massimo, che definisce le regole, che oggi non ci sono. Perfetto, allora io vi ringrazio quindi l'Auser Veneto e naturalmente lo SPCGL per averci reso partecipe di questa importantissima ricerca, che però non fa altro che rispecchiare una situazione di fatto esistente. Ci sono i centri, si può in qualche modo uscirne, ci sono tante attività di supporto, non pensate di essere soli o abbandonati, perché qualcosa si può fare anche per le famiglie, basta non sentirsi soli, non si è soli, e rivolgersi alle persone giuste. Esiste lo SPCGL, esiste l'Auser, l'abbiamo visto, ci sono i CERT in ogni territorio, in ogni USL. Grazie cari telespettatori, riguardate in replica la puntata, ne parleremo ancora e buon proseguimento. grazie.